È stato presentato ieri sera a Nuoro, nell'auditorium della Biblioteca Sebastiano Satta, il romanzo Antonio e Cleopatra di Gianluca Bardellino, ricercatore delle tradizioni popolari, originario di Orune e presidente del gruppo folk Sant'Usidore. Alla presentazione dell'opera, la terza scritta da Bardellino, che ha ricevuto il premio Le Fenici, sono intervenuti l'autore, Pietro Pittalis, Giovanni Mundanu, Carlo Pala e Giancarmelo Serra. I lavori sono stati coordinati da Don Francesco Mariani. La soddisfazione più grande per me è aver potuto dedicare questo premio vinto alla memoria di un amico che non aveva potuto presenziare per i fatti tragici accaduti alla penultima presentazione del mio penultimo libro, Il Paese è solido. Ho voluto quindi dedicare, che per me è la cosa più importante, questo premio vinto alla memoria di Gianluca Monni e quindi alla sua famiglia. Perché? Perché così, auspicandomi di poter dare un pochino di decoro al mio paese dopo questi eventi che lo hanno travolto, e augurandomi quindi che nel mio piccolo possiamo tornare a far parlare di Orune non per cose negative, ma per la tanto celebrata intelligenza. Come nasce l'ispirazione per questo libro? Ma ti dico la verità, tante persone si confidano con me, ho tanti amici e molto spesso chiedo loro se posso fare buon uso di qualche cosa che mi dicono. L'accumulare troppo a volte fa male, quindi è sempre meglio poter rimagazzinare queste cose in modo positivo e trarne a volte la trama di un libro.